Grazie a Daniela di Dennis Fashion per aver allestito questo evento. Io credo molto nella condivisione delle problematiche e volevo spendere due parole in merito alla violenza sulle donne. Tutti nella nostra vita prima o poi ci siamo trovati ad avere delle difficoltà, a magari avere la sensazione di non essere rispettate, di non avere stima di se stesse, e quindi bisogna che siamo sempre molto attente su quello che facciamo e sul rispetto che abbiamo di noi stessi. Quando mi è stato chiesto se sostenere questa iniziativa Fuori la Voce, non ho potuto far altro che essere più che d'accordo, perché noi come Crea.Sì è il terzo anno che regaliamo la visita al seno proprio per la prevenzione, e come non sostenere un altro imprenditore, un'altra imprenditrice che decidono di fare qualcosa per il sociale, per il territorio, in modo che vengano viste questi buoni esempi da poter imitare. Non abbassiamo mai la guardia quando sentiamo che una frase, che un gesto ci fa male. Ci vediamo il 18 presso il salone di Dennis Fashion e speriamo che questo evento sia da esempio ad altre persone, aziende che vogliono ripeterlo, in modo da tenere sempre alta l'attenzione, e parliamone, perché solo così si potrà fare un passo avanti. E quindi fuori la voce.